E noi adesso andiamo in Ucraina, dove 2 anni fa è iniziata una guerra di cui non si vede ancora la fine. Il sud-est del paese, occupato e annesso dai russi, sta subendo una trasformazione radicale. Infatti è in atto una russificazione del territorio e della popolazione, come ha messo in luce un'indagine giornalistica internazionale a cui ha partecipato anche la RSI. Sentiamo allora le testimonianze di chi è fuggito, raccolte da Emiliano Boss. Ero sola. Mio marito è morto di sera. Ho dovuto seppellirlo e non c'era nessuno. È stato molto difficile. Non riesco a dire quanto difficile. Vuoi l'ultima sigaretta? Ho rifiutato. Mi hanno detto, prega e di addio. Si vive sotto paura costante. Se non vuoi essere con i russi, allora sei contro di loro. Senza passaporto russo non ti danno la pensione, nemmeno gli alimenti, per non parlare delle medicine. Me lo sentivo. Sarebbe stata l'ultima volta che avrei visto casa mia. Un video di propaganda. Così la Russia celebra il primo anniversario dell'annessione di 4 regioni dell'Ucraina tramite referendum. Il voto viene definito una farsa da buona parte della comunità internazionale. Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson. Secondo le autorità di Kiev, queste 4 regioni, insieme alla Crimea, sono e restano Ucraina. Milioni di ucraini comunque vivono sotto Putin, tra la paura di chi subisce il gioco degli invasori e il silenzio di chi non vuole raccontare, per non mettere in pericolo le famiglie rimaste oltre la linea del fronte. Partendo da Odessa abbiamo incontrato chi è riuscito a fuggire da quel 20% di Ucraina tuttora occupata dai russi e ha trovato il coraggio di testimoniare. Dapprima hanno caricato il fucile. Ho sentito lo scatto. Poi uno di loro me l'ha spinto contro la nuca e quando ha sparato l'ha semplicemente spostato di lato. Anton, 29 anni, era un agente di polizia a Kherson. Durante l'occupazione della città ha fornito alle forze ucraine le coordinate per colpire le postazioni dei russi che lo hanno arrestato e torturato. Sono stato in carcere 114 giorni. Sentivo urlare quasi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Mi hanno messo la maglietta sulla testa, come una specie di maschera. Mi copriva completamente il viso. 3 o 4 persone mi tenevano braccia e gambe. Uno di loro ha preso una tanica di plastica da 10 litri, o forse 6. Ha iniziato a rovesciare lentamente l'acqua sulla mia faccia. Versavano e facevano domande, chiedevano risponderai? E allora tu dici sì, risponderò, solo per farli smettere. Poi loro mollano la presa, tu respiri e sputi acqua. E non hai nemmeno il tempo di parlare, passano 2 o 3 secondi e ricominciano a versare acqua. Scarcerato con questo documento temporaneo, Anton cerca rifugio a casa della nonna nella cittadina di Oleshki, nei territori occupati dai russi. Ho preso con me mia nonna e un mio lontano parente. Sul canotto avevamo solo un remo e per questo ho dovuto usare anche un bastone. Con la nonna riesce a raggiungere l'Ucraina liberata attraverso il fiume Dniepr dopo l'esplosione della diga di Kakhovka. Le devastanti alluvioni, per loro due e per molti altri, diventano paradossalmente via di fuga e salvezza.
A quel punto le loro strade si separano. Lui fugge a Odessa, lei a quasi 700 chilometri di distanza. Li abbiamo percorsi fino qui, a Volochisk, nell'ovest dell'Ucraina, lontano dalla prima linea. Era senza documenti. Anton aveva bisogno di qualcuno che si prendesse cura di lui. Io volevo solo proteggerlo. Per portare il cibo ad Anton in carcere a Kherson, la nonna era stata costretta a chiedere il passaporto russo, necessario a superare i checkpoint. Mi dicevano che senza passaporto russo non avrei preso nemmeno la pensione. Se non ce l'avevi, era impossibile persino andare dal dottore. Sotto di loro c'era quasi l'obbligo, che tu volessi o no. Dovevi prendere quel passaporto. Паспорт гражданина Российской Федерации – это основной документ, удостоверяющий личность. Обладатель основного документа. Lontano da Kiev, il Cremlino sta cementando il suo controllo. Secondo stime di Mosca, a 2 anni dall'inizio dell'invasione, circa il 90% degli ucraini rimasti in queste regioni ha ricevuto il passaporto russo. Il processo di imposizione dei passaporti russi continua tuttora. L'avvocato Dmytro Lubinets è il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino. Dalla capitale monitora le violazioni compiute contro i civili in tutto il paese. La cosiddetta passaportizzazione non ammette né libera scelta né possibilità di opporsi. Quello che prevale invece è la paura, un sistema di controllo, una pressione sulla popolazione civile. O hai un passaporto russo o avresti dovuto andartene molto tempo fa. Oppure sei semplicemente imprigionato o molto probabilmente vieni ucciso per la riluttanza a ricevere la, tra virgolette, cittadinanza russa volontaria. Una cittadinanza imposta da Putin con un decreto firmato nell'aprile 2023. Molti ucraini hanno già giurato su istituzione in vigore a Mosca. Altri sono fuggiti pur di non prendere il passaporto russo, come Larissa, scappata dalla regione di Kherson. Ho lasciato i territori occupati il 23 giugno 2023, attraverso la Crimea, la regione di Krasnodar e poi Russia, Lettonia, Lituania, fino a Varsavia. Più di 5.000 chilometri in 6 giorni di viaggio. Una mia amica diabetica, rimasta là, riceveva l'insulina dai russi. Ogni volta le dicevano che senza passaporto sarebbe stata l'ultima volta. Le facevano pressione psicologica, non ne poteva più e alla fine ha preso quel passaporto. A giugno dell'anno scorso, il capo dell'amministrazione provvisoria di una cittadina vicino a Kherson minaccia le persone prive di cittadinanza russa. Non riceverete più assistenza, né lavoro né pensione. Afferma di avere una lista di ucraini bisognosi di insulina. Это говорит о том, что буквально через 2-3 недели эти люди не смогут получить бесплатный инсулин, и у них со здоровьем будут большие проблемы. È come un'arma psicologica il passaporto. È più forte di un fucile. Il fucile ti colpisce una volta sola. In questo caso, invece, sei costantemente sotto pressione ogni giorno. È molto pesante. Ci spostiamo a Kherson, a ridosso del fronte della guerra. Qui la pressione è costante soprattutto sul piano militare, anche se da oltre un anno i soldati di Putin si sono ritirati sull'altra sponda del fiume Dniepr. Centinaia di civili ucraini sono stati uccisi. Persino gli addetti del servizio di nettezza urbana indossano giubbotti antiproiettile e caschetti. I colpi di artiglieria sono continui, eppure al mercato nessuno sembra farci caso. L'ufficio del Consiglio regionale è stato bombardato. Incontriamo il suo presidente in una sede provvisoria, in un ospedale cittadino, che ci chiede di non filmare per questioni di sicurezza.
Ancora oggi è impossibile seppellire una persona nelle zone controllate dai russi senza il permesso delle autorità di occupazione. La sepoltura è effettuata solo con un passaporto russo, oppure viene negata con un pretesto qualsiasi. Qui non abbiamo a che fare con gli svizzeri o gli italiani, ma con i russi. Qualsiasi rifiuto finisce con una persona in una camera di tortura. Queste camere di tortura non erano solo a Kherson, ma ovunque. È la data dell'ultimo giorno dei bambini a scuola, 23 febbraio 2022. Quello è il letto degli orchi. Orchi, qui li chiamano così i russi. Per parecchi mesi all'inizio dell'invasione hanno occupato anche questa scuola nel centro di Kherson. Ecco, guardate. Questo è un esercizio interessante sulla media matematica. Chi si ricorda cos'è? 8,5. No, tu hai preso troppo, ma hai dato di meno a me. Dividi 19 per 2, quanto fa? Si studia solo a distanza qui a Kherson, aule vuote, scuole trasformate in centri di distribuzione di aiuti umanitari. Troppo pericoloso stare in classe. Ma per gli studenti ucraini che vivono sotto il controllo di Mosca è rischioso anche seguire le lezioni online. I russi non lo tollerano. Nei territori occupati controllati dalla Federazione Russa, se qualcuno sente parlare in ucraino, questo non è permesso. Lo fanno in modo clandestino. C'è il pericolo di una delazione dei vicini di casa. Rischiano. Quelli che seguono le nostre lezioni sono una piccola percentuale. La russificazione passa anche attraverso la scuola. Si rischia l'arresto soltanto per aver installato sul cellulare la app per l'accesso alle lezioni in ucraino. Mosca intanto ha imposto un nuovo libro di storia nelle scuole. Contiene i fatti relativi ai neonazisti in Ucraina, spiega il ministro dell'istruzione di Putin. Nel testo l'aggressione russa non si chiama né guerra né invasione, ma solo operazione militare speciale, secondo la dottrina del Cremlino. Specjalna operacja? Is it a... Ой-ой-ой. Yeah. Just to, if you want to have a look at it 1 second, yeah. Nel 2022, con l'operazione militare speciale in Ucraina, sono stati annessi alla Russia le regioni di Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Io ho vissuto sotto l'occupazione e mi ricordo. È stato un referendum farsa, l'occupazione. Idioti. Non ho altre parole. Ai russi non importa sprecare soldi per questi libri stupidi. Li dovranno riscrivere di nuovo. Ci riprenderemo tutto il territorio. Gli ucraini che vivono tra il Donbass e la Crimea sono costretti a seguire regole stabilite a Mosca, a volte in contrasto col diritto internazionale. Dalle cure negate senza passaporto russo all'indottrinamento a scuola, fino al reclutamento forzato. Una vita in trappola da cui molti cercano di fuggire. Mio figlio maggiore ha 20 anni. I russi hanno inserito il suo nome nelle liste per il reclutamento. Hanno aperto uffici. Mobilitano i giovani per combattere dalla loro parte. Per questo abbiamo deciso di scappare. Abitando lì, nelle zone occupate, la vita sembra normale, ma non è così. Non puoi esprimere i tuoi pensieri, non puoi parlare di argomenti che ti interessano, non puoi andare dove vuoi. Vivi come un ragno in un barattolo.
Oksana e Ludmila, 2 pseudonimi, 2 mamme che hanno paura. Non si mostrano in volto, ma decidono di rompere il silenzio. Le incontriamo in una struttura per sfollati. Sono fuggite 7 mesi fa con i figli da un villaggio sotto controllo russo nella regione di Zaporizhia. I loro mariti sono bloccati oltre una linea del fronte ormai cristallizzata. Se senti o dici qualcosa di sbagliato verso di loro, non è permesso. Ti prendono e ti rinchiudono negli scantinati. La vita è così. Cammini e devi guardarti le spalle. Di notte hai paura che vengano a prenderti. C'è un luogo che forse più di ogni altro da 2 anni è il simbolo dell'occupazione russa in Ucraina, Mariupol, invasa, bombardata, sfregiata. Gli scheletri delle ciminiere dell'acciaieria Azovstal, i palazzi inceneriti, spesso insieme ai suoi abitanti. Noi non ci possiamo andare, l'hanno raggiunta pochi giornalisti finora passando dalla Russia. Non voglio più l'Ucraina, no, non voglio. È stata dura vivere in Ucraina tutti questi anni. Tutto bene. Qui si sta bene. Abito in quei palazzi nuovi. Russia. Questa è terra russa. È stata, è e sempre sarà. Quell'edificio è appena costruito, non esisteva quell'edificio al momento dell'invasione. Molti ucraini sono rimasti qui, nonostante tutto. Difficile indicare il numero esatto di abitanti uccisi a Mariupol. Oltre 25.000 secondo le autorità di Kiev. Decine di migliaia sono scappati. Tra loro Victoria, fuggita durante i pesantissimi bombardamenti sulla sua città nella primavera del 2022. Riconosco questo luogo. Queste palazzine di 3 piani sono vicini ad un parcheggio e davanti c'era la mia casa. Hanno demolito tutto e adesso c'è uno scavo per le fondamenta. Il Cremlino sta ricostruendo Mariupol. Vuole ripopolarla di cittadini russi. Ha investito qui parecchi dei 20 miliardi di dollari promessi da Putin per la ricostruzione dei territori occupati. A Victoria mostriamo le foto degli edifici in costruzione dove sorgeva casa sua e c'è chi sta già acquistando gli appartamenti. Non so dire. Chi compra non ha visto quegli orrori. Sotto ogni edificio distrutto ci sono i resti delle persone. Proprio qui, in questo scavo, ci sono le ossa di 4 miei vicini di casa. Nessuno è riuscito a recuperare i loro corpi. Victoria era la responsabile delle 15 biblioteche cittadine di Mariupol. Adesso è ospite della biblioteca di Dnipro, un luogo dove ama stare, in mezzo agli scaffali di libri. Un anno fa ho lanciato un'iniziativa per raccogliere i libri e i volumi destinati alle biblioteche di Mariupol. Li manderò lì, dopo che sarà finita l'occupazione. È impossibile prevedere gli sviluppi di questa guerra. Nei territori occupati non c'è alcuna prospettiva di un rapido ritorno alla normalità. Chi non vive più sotto i russi o è scappato altrove o deve fare i conti con ciò che resta del passaggio dei soldati di Putin. Come il signor Andriy, nella sua azienda agricola a qualche chilometro fuori Kherson. Raccolto? Ma che? Questo non è un raccolto. Sono un agricoltore da 20 anni. È la prima volta che mi succede. Producevo altro. Angurie, meloni, grano, girasoli, orzo. Dopo i russi invece raccogliamo questo. Quella porcheria russa. Questo è russo? Sì.
Questa dunque è la situazione nei territori ucraini occupati, vista da chi è fuggito per non dover sottostare al giogo russo. Ma c'è chi anche al contrario avrebbe sostenuto gli invasori, almeno stando alle accuse mosse da alcuni procuratori ucraini. Sentiamo la testimonianza di un uomo incarcerato e condannato per collaborazionismo. Stavo andando in ospedale. Le forze speciali mi hanno fermato per strada e portato a Zaporizhzhia. Sono stato accusato di essere un collaboratore e mi hanno rinchiuso in carcere. A 2 anni dall'inizio dell'invasione russa non è facile guardare al dopo conflitto. Chi non rispetta le regole di Mosca rischia grosso. Chi le rispetta rischia invece di essere accusato di collaborazionismo dalle autorità ucraine. In uno studio legale di Zaporizhzhia raccogliamo la testimonianza di Oleg, lo chiameremo così. Gestiva una cooperativa agricola. L'hanno arrestato con l'accusa di avere fornito benzina e materiale agli invasori. Hanno trovato persone che scrivevano lettere anonime con accuse non provate. I russi non chiedevano, ma prendevano quello che gli serviva. Il procuratore di Zaporizhzhia ci conferma, a livello locale sono in corso 13 inchieste per collaborazionismo. In tutto il paese quasi 6.000 ucraini finora sono stati accusati di tradimento o di sostegno agli invasori, a volte solo per non essere fuggiti dalle zone occupate. Accuse basate su una legge inadeguata, secondo questa avvocata, che ha difeso Oleg e un'altra decina di persone incriminate per avere cooperato coi russi. Ci sono state solo 2 assoluzioni finora. Nient'altro. Il resto sono condanne a 15, 10 e 8 anni. Il problema è il conflitto tra normative. Quando è stato creato questo articolo sul collaborazionismo, l'Ucraina non era pronta alla realtà della guerra. Era il marzo del 2022. Oleg è rimasto per 7 mesi in carcere preventivo con accuse che la procura di Zaporizhzhia non è poi riuscita a provare, ma intanto su una lista su Telegram è stato pubblicamente additato come traditore. Questa è una gogna. In Ucraina non c'è legge. Non sono stati in grado di provare la mia colpevolezza perché erano lettere anonime. Anonime. E io non posso provare la mia innocenza. Chi è rimasto sotto i russi teme che quando questi territori saranno liberati sarà soggetto ad incriminazioni. Per i loro passaporti russi, ad esempio, o per aver svolto qualche lavoro lì per poter sopravvivere. La situazione in Ucraina è davvero molto complicata. I residenti nei territori occupati sono in trappola tra 2 paure, quella degli invasori russi e quella dei procuratori ucraini. Il commissario per i diritti umani del Parlamento di Kiev prova a rassicurare. Voglio sottolineare che non abbiamo aperto e non apriremo alcun procedimento penale contro i cittadini ucraini che hanno ricevuto passaporti russi. Continuiamo a dire che stiamo cercando di entrare in Europa e che aderiamo ai valori europei. Ma non abbiamo un sistema giudiziario che lo dimostri concretamente.